Immergiti nei sapori di una volta con Novecento. Scopri l'eccellenza delle nostre miscele di caffè appena tostato e il sapore genuino delle nostre prelibatezze artigianali. Novecento, il gusto autentico della tradizione. Benvenuti nel mondo di Cicero e Cicero, dove l'eleganza incontra l'innovazione. Da anni selezioniamo con cura le migliori ceramiche, rubinetterie e complementi d'arredo per offrire soluzioni esclusive e di alta qualità. Ogni dettaglio è pensato per trasformare la vostra casa in un ambiente raffinato e senza tempo. Con Cicero e Cicero, il design diventa emozione. Scoprite la nostra collezione e lasciatevi ispirare dalla bellezza. Cicero e Cicero, in via Nunzio Morello 1, Palermo. L'eccellenza per la vostra casa. Hai rotto il display del tuo iPhone? Oppure la back cover è danneggiata? Da Love Repair ripariamo il tuo iPhone a prezzi imbattibili. Display iPhone a soli €39,90. Back cover iPhone a soli €59,90. Riparazione veloce, qualità garantita. Passa da noi o chiama subito al 392 56 57 365. Ci trovi a Palermo in via Gaetano Amoroso 16, zona Università. US Sicilian è un documentario che racconta le vite di 7 siciliani che hanno lasciato la loro terra per costruire un futuro negli Stati Uniti. Girato in America, nelle città in cui oggi vivono e lavorano, il progetto esplora le loro esperienze, sogni e sfide. Ma non ci fermiamo qui, torniamo anche in Sicilia, nei luoghi di origine dei protagonisti, per mettere in luce quel legame indissolubile con le radici che continua a ispirarli e a guidarli. È un viaggio tra due mondi, un racconto di identità, tradizione e forza d'animo che celebra il talento e il cuore di una comunità unica. US Sicilian è arrivata a Long Island, siamo a Oxford Street e stiamo per arrivare a casa di Stefano Turriciano, un uomo che è qui in America da 56 anni, è arrivato qui che aveva 15 anni ed è riuscito a fare del suo sogno, ecco, il suo lavoro. E adesso scopriremo la sua storia. Siete pronti? E buongiorno! Buongiorno! Lei è Stefano Turriciano? Esatto. In America da 56 anni? Così. Allora mi racconta un po' della sua storia, posso entrare? Come no? Grazie. Prego. Grazie Stefano di aver accettato questo invito di US Sicilian per raccontare la tua storia. Io inizierei, ecco, proprio dall'inizio, dalla tua città d'origine. Tu sei di? Castellammare del Golfo. Una città bellissima. Specie negli ultimi tempi si è molto evoluta. Poi abbiamo avuto e abbiamo il Presidente della Repubblica che è pure originario castellammarese, anche se lui dice che è palermitano. È vero. E l'unica cosa penso che ha fatto è che ha nominato Castellammare città. Ok. E quando hai lasciato questa bella città? Quanti anni avevi? Avevo 15 anni. E come è nata questa idea? Ma l'idea è nata che ai tempi, negli anni 50, che si cercava di emigrare, mio padre, mia madre naturalmente, per avere un futuro migliore. Quindi c'erano parenti, fratelli di mia madre già qua, okay, e hanno fatto questo richiamo. Ma sì, poi si sono bloccate le partenze, quindi abbiamo aspettato 13 anni, mi sembra, prima di riaprirle. Ok. Poi tramite il terremoto del 68 hanno riaperto le partenze e quindi in quota siamo arrivati pure noi, che siamo venuti qua legali, certo. Non è che siamo venuti facendo le cose giuste, il percorso giusto. Il percorso è stato fatto giusto, però mio padre poi si era messo a lavorare in una ditta seria e non ha voluto lasciare, quindi dice io non voglio togliere a te la possibilità però devi partire con tua madre.
E poi tua madre torna, perché la Certo. richiamata era lei. Certo. E quindi, Quindi tua così madre abbiamo ti ha fatto. accompagnato Mi ha qui. accompagnato qui, E quanto è rimasta con è te? rimasta 8 mesi. 8 mesi. E la prima città dove avete fatto base qual era? Queens, Nel Queens. Mill Village, Ok. perché un zio mio abitava a Mill Village, che voi ci siete stati. Sì, 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 E quindi... Quindi 8 mesi con tua madre, il tempo di sistemarti la Esatto. casa e tutto il resto. E tutto il resto, poter cominciare a lavorare. Perché tu avevi 15 anni. Sì, e non Quindi comunque potevo. dovevi ancora aspettare l'anno Appunto, successivo. È passato quasi un anno prima che lavoravo ugualmente, però non legale. Ok. Eh. E questo E allora, il tuo primo lavoro qual è stato? il mio primo lavoro è stato, siccome io ho lavorato nei bar in Sicilia, a Castellammare, ai tempi si stava cominciando la spiaggia a lavorare e praticamente non avevamo turni, non avevamo ore. Si cominciava la mattina alle 9, si terminava l'indomani mattina alle 3, alle 9 si ricominciava. Il momento in cui sono arrivato in questa terra e mi hanno proposto di andare a lavorare in pizzeria, io pensavo che era come il bar là. Senza Allora ho orari. detto no, non Non- dobbiamo parlare di pizzeria, si va in fabbrica. Ok. La mattina alle 8 inizia, alle 5 finisce, si va a casa. Vabbè, ma le pizzerie in realtà qua sono fatte pure così, però tu Però io non lo sapevo lo e potevi ho sapere. sbagliato possibilmente, ma Vabbè, però in comunque realtà- non mi lamento. Vuol dire che dovevo andare in questo modo. Esatto, vuol dire che dovevo andare così. E quindi sono andato a lavorare in una fabbrica dove facevano bambole. Ma tutti i tipi di bambole, ma E che orari facevi? facevo dalle 8 a mezzogiorno, dall'1 alle 5. Era quello che cercavo io. No, la testa così diceva. Vabbè, ancora non conoscevi la Non- terra, non esatto. conoscevi le differenze Eh, che c'erano giusto. anche con la Sicilia. Fino al momento che ho compiuto i miei 16 anni e dopo c'erano tanti amici che lavoravano già in fabbrica a New York, a Manhattan, dentro queste oreficerie e mi dice vuoi venire a provare per fare l'orefo? Siccome cercavano apprendisti. Tu non hai detto di no, anche se No, era un no, campo no. totalmente... Ma cioè, nel però senso, sentire non nel che- tuo immaginario, ecco. Appunto, sentire che l'orafo, gioielli, qua e là già ti portava Certo, in un altro mondo. in un altro mondo. E così ho cominciato Come apprendista. da zero, step by step, come dice l'americano, fino a che sono arrivato al momento che sapevo fare tutto della gioielleria. Quindi da apprendista sei diventato maestro. E ho fatto il manager per tanti anni in una compagnia, sempre italiano, il padrone. Dopodiché ho incontrato mia moglie, mi sono sposato, ho avuto dei bambini, Anche lei comunque siciliana. anche lei siciliana di Mazzara del Vallo, molto bella. Eh sì, ho visto la foto dentro casa e E complimenti. quindi mi sono sposato e abbiamo avuto due bambini, figli. maschio e femmina. Ma siccome l'idea era sempre quella, Castellammare tirava sempre, Cioè, quindi di tornare? In che senso tirava? perché ogni 2 anni, dal giorno in cui sono arrivato, ogni 2 anni ai tempi io andavo all'estate a Castellammare, anche dopo sposato. Ok. Quindi l'idea, come tanti siciliani, era che dovevi lavorare, fare soldi e tornare in Italia. E tornare nella propria terra e godersela. Difatti ho fatto quel brutto viaggio di tornare in Italia per 2 anni, Sono stati 2 anni da dimenticare. dall'83 all'85, e ringrazio sempre mia moglie perché mi ha riportato qua. Anche se lei aveva i genitori genitori che erano tornati in Italia, una sorella che era in Italia e tutto questo dal giorno in cui siamo arrivati a luglio, bello, luglio, agosto, settembre, Certo, l'estate è ottobre, bella. come è venuto novembre già Sì, sì. sembrava morto. E lei ha cominciato a dire ma Torniamo. torniamo? Sono arrivato a tenerla per 2 anni, però io facevo lavori così, lavoravo con mio cognato, manuale qua e là, non era più, fino a che sono tornato nell'85 E cosa hai fatto dall'85 in poi? dall'85 in poi sono tornato a fare l'orafo, Ok. perché poi arrivato qua sono andato
conoscevo già Manhattan, tante fabbriche. Quindi possiamo dire che nel tuo percorso di vita hai avuto un piccolo ripensamento che però poi ti ha riportato qui. Che mi è costato pure tanto, perché 2 anni in Italia, Sì, bambini, certo. però ora sono sempre orgoglioso e contento che sono Delle tornato. I miei figli sono andati tutti e 2 a scuola, mia figlia è diventata professoressa di italiano, insegna italiano, fa le medie e le superiori, mio figlio lavora pure a scuola come... Quindi comunque sei riuscito a creare un futuro migliore. eh, Ed è questo È l'importante. per questo che ringrazio sempre mia moglie, perché Che non ti ha so fatto rinsavire. cosa facevo io non aveva importanza, ma cosa dovevano fare i miei figli in Italia. Certo. Quindi comunque hai fatto un'ottima scelta. Tu oltre il campo, ecco, del gioielliere, ecco, hai investito anche in altro, no? Mi raccontavi? Sì, praticamente l'italiano cerca sempre di poter guadagnare qualcosa in più. Quindi l'unica cosa è qualche investimento Sull'immobiliare. sull'immobiliare. E ho comprato 2 palazzi di 6 appartamenti ciascuno. Quindi, E sono tutti affittati? Sì, Complimenti. siccome qua fruttano, il lavoro c'è, i pensieri, i dolori, però ti danno pure le soddisfazioni. Certo, una sicurezza. E quindi mi sono trovato bene anche in questo. Poi, diciamo, dopo tanto tempo, sempre con il pensiero dell'Italia, perché c'erano i genitori, ma si andava ogni anno. Poi invece di 2 anni andavamo ogni anno, perché Però comunque da quello che ho capito a te la Sicilia manca. Cioè ce l'hai dentro, nel cuore. Purtroppo sì, e mi dispiace a volte pure dirlo, perché la gente come prendi Castellammare, è un paese bellissimo, È vero. sì, però sì, il modo in cui si gestisce e la gente come la pensa, per me non va. E speriamo che in futuro cambi. Cioè, Speriamo. noi ci speriamo sempre. Esatto, cioè speriamo sempre. E invece raccontami un po', il calcio, che ruolo ha avuto nella tua vita? Io già sono arrivato a 15 anni, vuol dire giocavo le juniores a Castellammare, quindi poi arrivato qua Hai detto cerchiamo qualcosa. cerchiamo qualcosa, ed è tutto questo, ripeto, che mi ha aiutato, perché arrivare in un paese che non conosci la lingua, che non sai dove andare, Certo. meno male che in quel periodo c'erano Molti italiani. molti emigrati, arrivavano qua 2 o 3 navi a settimana con 2000 passeggeri, e tutti più nella zona, nei Firebirds di New York, Brooklyn, Long Island. Quindi C'era una praticamente comunità forte. c'erano molti caffè italiani, quindi già c'era dove ci vedevamo tutti e diventavamo tutti fratelli e tutti certo. paesani. Non importa se era tu eri Valarbitano, se era Mazzaro, Castellammarese, eravamo tutti paesani. E una parola all'altra, poi c'erano delle squadre di calcio, ho cominciato a giocare qua, ho giocato qua pure per tanti anni, e questo mi ha aiutato, il fatto che dicevo prima, che non sapendo la lingua, però con il calcio gli amici c'erano quelli che già andavano a scuola e che sapevano e io no, che mi davano Quindi il una calcio mano. ti ha aiutato a integrarti. Sì, tanto. Sia nell'apprendere l'inglese, sia nel conoscere la zona, Certo. perché poi andavamo in tutte le parti a giocare, quindi l'unico rammarico che ho è che realmente non sono andato a scuola e studiato la lingua per come si deve. Questo mi dispiace. Però se ma comunque purtroppo- in questi 56 anni sei riuscito a lavorare, a farti capire, a costruire, diciamo che va Sì, bene così. Va bene così, però sai com'è? Certo. Sapere parlare, leggere, scrivere, capire bene. è sempre Ancora un'altra c'è cosa. tempo? Ancora c'è tempo. Ancora c'è tempo. Sì, ma ormai sono diventato pigro, Pigro. non voglio fare niente. Non voglio E qual fare... è la tua giornata tipo adesso che sei in La pensione? giornata tipo mia è come questa mattina, mi alzo alle 8, mi prendo il caffè, mi guardo la televisione, verso le 10, le 11 poi esco. E in zona qua è tutto differente, in Queens, in città, è una vita che sono Sì, là. c'è il quindi club. ci sono il club, allora ci vediamo per una cosa, poi
faccio parte del club, faccio parte della federazione, 25 anni presidente dell'Interclub, 15 anni del presidente nel comitato Ginaglia, 15 anni di direttore nella federazione italo-americana Brooklyn Non Queens. ti sei fatto mancare niente. No, e continuiamo, e come abbiamo anche detto, tutte queste cose saranno vive finché ci siamo noi, diciamo, Vero, sì. che le gestiamo. E dovete perché continuare a tramandare questa cosa anche ai più giovani, perché è importante. Noi cerchiamo, però guarda che è difficile, i giovani hanno tutt'altre idee. Secondo me è anche il fatto che magari 56 anni fa eravate appunto soli, senza magari degli aiuti anche magari attraverso la tecnologia. Quindi magari un italiano che arriva oggi e non trova un altro italiano si aiuta da solo. Secondo me questo è anche un motivo per il quale magari non Sì. si riesce a creare più una community come un tempo. Però secondo me è comunque importante, perché chi ha esperienza può darti qualcosa in più, sicuramente. Sicuro. Sì. Boh, noi ci proviamo, vediamo cosa succede. E allora, questa è la tua casa, questa è la tua zona. Questa è la mia zona. Come si vive qua? Ma io 30 anni che vivo qua e sono comodo perché è molto vicino alla città. Sono all'inizio, c'ho l'aeroporto a 10 minuti. Qual è il Kennedy? Kennedy, Il Kennedy, sì. Quindi diciamo mi trovo comodissimo. E i vicini di casa come sono? Come? I vicini come sono? I vicini, sì, però i vicini sono buoni, perché io non posso parlare male di nessuno. Sono 30 anni che sto in questa casa, però non c'è quella. Non è come in Sicilia, quindi. Non è come in Sicilia, quella. Perché essendo che comunque quella qua, familiarità. se fosse in Sicilia, ecco, tutte queste cane vicine, io penso che in Sicilia si farebbero sempre cose insieme. Sì, esatto. Invece- Organizzare cose insieme. Invece vedi, questo è tutti preparativi per Halloween, Per Halloween, sì. per i bambini. E a proposito di Halloween, tu mi stavi anticipando che domani ci sarà un evento che state organizzando voi con la vostra associazione. No, l'evento è dopodomani. Dopodomani, scusami. Dopodomani, che è la giornata proprio di Halloween. Ok. Domani saremo al club Partanna a preparare Ok. tutti i saccoccini con le caramelle, le mele, le zucche per i bambini. Poi, Dai, ma che bello! E quante buste preparate? ma penso un 800. Wow! E quindi andrete dove? In una scuola? Sì, andremo sempre sulla via principale, sulla Fresh Pandarò, di fronte al Cardella Senior Center, Ok. che c'è lo spazio, e di fronte c'è la scuola dei bambini, le scuole elementari, dove Ok, quindi i bambini vengono- usciranno da scuola esatto. e voi donerete Esatto. queste Esatto. sorprese. Vengono fuori come 650-700 bambini. Certo. Quindi accontenteremo tutti. Che bella iniziativa, davvero. No? E questo è tutta a spese della Federazione Italo-Americana di Brooklyn Queens, Brooklyn e dove io sono il direttore, Tony Mulei il presidente. Noi abbiamo conosciuto Che avete- Tony, abbiamo conosciuto l'associazione Partannese, Esatto. che salutiamo e ringraziamo perché ci hanno fatto vivere una serata bellissima, Beh. dove tra John l'altro ci Stasi, siamo conosciuti esatto. là, esatto. John Astasio fa pure parte di noi, Salvatore Bosco, Damiano Palazzolo, tutti praticamente pensionati, che abbiamo il tempo e la possibilità di creare di queste queste cose. cose. Dai, E bellissimo. fare qualcosa per la comunità E poi sempre. quindi penso che a Natale organizzerete anche tantissime altre cose. Sì, a Natale si organizzano altre cose, perché poi essendo che ci siamo tanti club, ogni club prepara la sua festa di Natale, quindi quelle giornate, quel mese di dicembre, ogni sabato, venerdì, sabato e È domenica. un mese impegnatissimo allora. Quindi, Però non vi annoiate, cioè per no, male. Dai. ci teniamo svegli. Esatto. E questo. Ecco, e come tradizioni siciliane, cosa riuscite a mantenere? Come tradizione siciliana, noi con la federazione facciamo una festa sulla conosciutissima Fresh Pandarò, che è come una festa di quartiere, Ok. come a Castellammare Siciliano abbiamo la Madonna del Soccorso,
dove facciamo 5 giorni di festa con giostre e tutte cose da mangiare prima di iniziare le scuole, così i bambini hanno l'ultimo fine settimana di divertirsi prima di tornare a iniziare l'anno scolastico. Dai. Poi, sempre come federazione, organizziamo la festa della Repubblica Italiana. Dai, quindi a giugno. A 2 giugno. Giugno, sì. Quindi in un parco come questo, dove c'è Tanto che uno bello, spazio cioè, nel senso che è pazzesco, bello, cioè, veramente, wow. facciamo la stessa cosa, tutto gratuito per chi viene, tutto. Facciamo cose siciliane, pane e panelle, sausage and pepe, musica tutto il giorno, dalle 2 fino alle 8, e quindi tutto sempre gratis, sponsorizzato sia dalla federazione e dalle varie club che partecipano. Complimenti veramente per le iniziative che create e soprattutto perché cercate sempre di mantenere l'unione. Esatto. Ed è quello che dicevamo poco fa. Anzi, speriamo che continui. Prima voglio dire, si mantenevano di più perché tutte le società avevano il santo rappresentante del paese, sì? Si facevano le processioni, però purtroppo ormai siamo rimasti in pochi. Dovreste fare un appello ai giovani, dovreste fare ricerca dei giovani. Cercheremo, però non ti posso assicurare niente. E noi speriamo attraverso anche questa trasmissione di far capire ai ragazzi giovani che qui in America ci sono delle comunità importanti che tra l'altro vi possono anche aiutare, quindi... No? Sì, come no. Ma una cosa, questo è un fiume? Un lago? No, sì. quello è un lago, un laghetto dentro la villa. Andiamo a vederlo? Ci avviciniamo? Anzi, vedi, le oche sono tutte fuori, vedi dove sono? Sì. Di solito sono tutti in acqua, che camminano. Quella è una scuola, quella è una scuola superiore. Una scuola superiore? Valley Street High School. Vabbè, qua devo dire che l'istruzione è veramente bella, cioè sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista di posti che danno ai ragazzi per giocare, per fare sport. Sì, tutte le scuole, come vedi, puntano tantissimo sullo sport, che è importantissimo, cosa che invece magari in Sicilia ancora non si fa tantissimo. Di là c'è il tennis, di là c'è il campo di football. Tutte le scuole hanno un'area particolare tutta attorno dove i ragazzi fanno sport, e ecco perché escono tanti talenti. Certo, sì, è vero. Ottima osservazione. Ecco perché qui escono tanti talenti, perché già fin da piccoli li valorizzano e li spingono a capire quale sia anche lo sport più adatto a loro. Esatto. Cosa che non facciamo in Sicilia, quindi speriamo che... Mancano le strutture in Sicilia, lo sappiamo. E noi speriamo di essere ispirazione. Guardate, ecco come funziona qui e speriamo. Io comunque ti saluto. È stata una bellissima passeggiata e è sempre bello parlare con chi ha esperienza, con chi ha qualcosa da raccontare, e speriamo di raccontarlo anche agli altri. Io vi ringrazio. Però non è finita qui. Arrivo. Non volevo solo ringraziarti a parole, ma volevo darti un piccolo dono da tenere a casa per la tua gradita partecipazione a US Sicilian, così ti ricorderai di noi. Ci mancherebbe, anzi vi vengo a trovare a Palermo. Noi ti aspettiamo. Ciao. Ciao. Immergiti nei sapori di una volta con Novecento. Scopri l'eccellenza delle nostre miscele di caffè appena tostato e il sapore genuino delle nostre prelibatezze artigianali. Novecento, il gusto autentico della tradizione. Benvenuti nel mondo di Cicero e Cicero, dove l'eleganza incontra l'innovazione. Da anni selezioniamo con cura le migliori ceramiche, rubinetterie e complementi d'arredo per offrire soluzioni esclusive e di alta qualità. Ogni dettaglio è pensato per trasformare la vostra casa in un ambiente raffinato e senza tempo. Con Cicero e Cicero, il design diventa emozione. Scoprite la nostra collezione e lasciatevi ispirare dalla bellezza. Cicero e Cicero, in via Nunzio Morello 1, Palermo. L'eccellenza per la vostra casa.
Hai rotto il display del tuo iPhone? Oppure la back cover è danneggiata? Da Love Repair ripariamo il tuo iPhone a prezzi imbattibili. Display iPhone a soli 39,90 €. Back cover iPhone a soli 59,90 €. Riparazione veloce, qualità garantita. Passa da noi o chiama subito al 392 56 57 365. Ci trovi a Palermo in via Gaetano Amoroso 16, zona Università. Stefano Turriciano ci ha mandato nella sua città d'origine, a Castellammare del Golfo, una città che potrebbe essere definita come un diamante incastonata tra mare e montagna, e noi oggi andiamo all'amministrazione per scoprirne di più. Venite con me. Ciao Giuseppe, sindaco di Castellammare, grazie per averci invitato qui nella tua casa, il tuo comune. Partiamo da una domanda semplicissima. Castellammare è un gioiello conosciuto in tutto il mondo. Quali sono i principali progetti per continuare a valorizzarla? Sì, Castellammare ormai sta diventando davvero importante nel panorama turistico regionale, non solo. Ormai in termini di presenze e di arrivi ci poniamo subito dopo Taormina, Cefalù e San Vito Lo Capo, che sono le 3 perle turistiche della nostra stupenda regione. E tra l'altro voglio sottolineare come, nonostante ci sia la vicinanza geografica con San Vito Lo Capo, riusciamo insieme al sindaco di San Vito ad agire in totale sinergia, quindi portando avanti un concetto di crescita del territorio che viene agevolato anche dal distretto turistico della provincia di Trapani, di cui facciamo parte. Castellammare si caratterizza anche per il turismo enogastronomico, infatti abbiamo dei prodotti tipici, tra l'altro, che fanno sì che anche gli avventori dei comuni vicini e non solo i turisti vengano a trovarci. Mi riferisco su tutti alla tradizione del pane cunzato e alla cassatella tipica di Castellammare del Golfo. E questo ci consente di essere importanti nel panorama turistico regionale e nazionale, e a quel punto poi, una volta che il turista ci raggiunge, si rende conto di venire a trovare una perla, una cittadina davvero importante, con una caratteristica particolare che la trova incastonata fra la montagna e il mare. Castellammare ha il Monte Inici che la sovrasta con i suoi 1075 metri di altezza, con un monte che va quasi a strapiombo sul mare, e nel bel mezzo di questo strapiombo si trova incastonato il borgo tradizionale di Castellammare del Golfo. Questo la rende unica, la rende particolare, e adesso è compito della mia amministrazione, oltre che di tutte quelle che già si sono susseguite negli anni, di far sì che la politica debba facilitare quel percorso di accoglienza che già ha un livello davvero importante grazie all'iniziativa dei privati. A tal proposito, quali sono state le sfide che ha trovato quando si è insediato, se ne ha trovate ovviamente? Sì, assolutamente. Devo dire che la precedente amministrazione è stata penalizzata dal Covid, quindi magari non sono riusciti a fare molto. Noi oggi ci ritroviamo a dover agevolare un percorso di mobilità urbana che renda attraente Castellammare. Devo dire che stiamo riuscendo a conciliare bene anche la convivenza fra i residenti nel territorio e i turisti, che spesso in prima battuta magari non vengono visti come portatori di benessere, portatori di un valore aggiunto, però devo dire che la mia cittadina, i miei cittadini in questo caso, hanno ben compreso che il turismo è un valore aggiunto, quindi ci stiamo impegnando molto sul trasporto urbano sostenibile. Già quest'estate contiamo di avere 2 bus elettrici che saranno a servizio dei turisti e dei cittadini ovviamente.
Abbiamo quella conformazione urbanistica della mia città che si trova appunto, come dicevo prima, incastonata fra la montagna e il mare, ci crea qualche problema con la viabilità nei periodi di punta, e questa è la grande sfida che stiamo affrontando. Tra l'altro stiamo intervenendo anche in termini di proprio sulla mobilità, favorendo la realizzazione, e ne contiamo nel medio termine già di vederne la luce, di un ascensore panoramico o con un progetto di massima già valutato positivamente dalla Soprintendenza ai Beni Culturali, che consentirà di collegare il castello, che è il simbolo di Castellammare del Golfo, con la via Zangara, con la Cala Marina, che è una via tradizionalmente frequentata anche dagli avventori dei comuni vicini per la presenza di importanti ristoranti. E considerate che Castellammare è stata realizzata 500 anni fa, nel 1516, già esisteva questo piccolo borgo comprendente sia la chiesa madre che il castello arabo-normanno, e all'interno di questo borgo vorremmo renderla vivibile e creare quel clima di accoglienza che, per capirci, è un po' come la nostra piccola Erice, la definisco io. Complimenti, perché le sfide da affrontare sono tante e l'impegno che dovete mettere come amministrazione, ma vi state muovendo molto bene. Noi abbiamo conosciuto un vostro concittadino, Stefano Turraciano, che Sì. è andato via tantissimi anni fa, uno dei primi, ecco, con la valigia di cartone. Come va adesso? Cioè, i giovani oggi vanno via o hanno opportunità a Castellammare? Ma guardi, era proprio l'argomento che affrontavo con i sindaci dei comuni vicini qualche giorno fa, che loro stessi da fuori percepiscono che mentre nei comuni dell'entroterra c'è quella tendenza a lasciare la propria terra di origine quasi in modo obbligato per cercare occasioni di lavoro altrove, a Castellammare abbiamo la grandissima fortuna che, grazie al turismo, il prodotto interno lordo di questo sistema microeconomico continua a crescere. Quindi abbiamo la possibilità di impegnare questi giovani in tutti i servizi che sostanzialmente sono annessi alle presenze turistiche. Abbiamo degli importanti, addirittura abbiamo degli ex pescatori che si sono convertiti alla pescaturismo, avendo la possibilità di lavorare in modo meno pesante rispetto all'attività del pescatore, che per ovvi motivi è molto impegnativa. Quindi gruppi di giovani che hanno rilevato le aziende dei padri e hanno avuto la possibilità di convertirsi alla pescaturismo grazie alle presenze che abbiamo. Questo è un esempio che io sottolineo sempre con orgoglio quando ho la possibilità di parlarne, proprio perché le occasioni di lavoro per Castellammare del Golfo, su Castellammare del Golfo, che si trova sul mare, che si trova fra due aeroporti importanti quali Trapani e soprattutto Palermo-Punta Raisi, il Falcone e Borsellino, tutto questo ci crea le condizioni affinché questo nostro microsistema economico possa continuare ad essere alimentato da coloro che vengono a fruire delle nostre bellezze. 3 parole per descrivere Castellammare? Castellammare è una perla unica della Sicilia. Complimenti. E devo dire che voi avete avuto l'intelligenza di capire che appunto è un diamante incastonato, come diceva lei, tra Sì. montagna e mare, e avere l'intelligenza di dargli valore, e questo secondo me è stato capito anche dai giovani, e proprio per questo, ecco, rimangono qui e non scappano. Ecco, se dovesse dire, ecco, lanciare un messaggio ai suoi concittadini, cosa gli direbbe? Ma ai miei concittadini dico sempre con forza di continuare a credere che Castellammare, per le qualità che ha, può vivere assolutamente di turismo. Noi abbiamo la forza, abbiamo le potenzialità, e noi come amministrazione ce la stiamo mettendo tutta per far sì che il turismo possa davvero diventare il motore dell'economia castellammarese. Io la ringrazio per averci raccontato, ecco, Castellammare dal suo punto di vista, e adesso noi andiamo a scoprirla.
buongiorno. E allora mi hanno detto che tu sei il nipote di Stefano Turriciano. Ok, Perfetto. allora, grazie mille per averci ospitato qui nella tua casa. Con piacere. Bar Flower, giusto? Bar Flower, E allora mi hanno perfetto. detto che tu fai delle cose buonissime. Cerchiamo Anche- di esatto. arrangiarci. E cosa mi hai preparato oggi? Allora, ti ho preparato le cassatelle tipiche nostre con la ricotta, i cannoli, Ok. le arancine, Va bene, che dici? Andiamo a mangiarle pane subito? conzato. Andiamo. Ok, va Andiamo, benissimo. andiamo. Vai. Ma che bella tavolata che ci hai preparato. E allora? Tutta roba tipica di Castellammare. Tanto ecco, mi dispiace che attraverso la telecamera non si possa sentire l'odore, ma che meraviglia ragazzi. Siamo al Bar Flower, diamo anche i tuoi contatti subito così ok. possiamo far venire le persone in via. In via John Kennedy 136 a Castellammare del Golfo. Ok, partiamo ecco dalla cosa più importante. Le cassatelle. Le cassatelle che qui sono fritte. Fritte, le cassatelle a Castellammare sono fritte, è un dolce tipico nostro, risale a tantissimi anni fa. E Abbiamo tra una- l'altro scoperto insieme che il significato cassa in siciliano è una cosa che racchiude. Una cassa che Esatto. racchiude, una pasta sfoglia, diciamo non proprio sfoglia, bella friabile, con la ricotta dentro, con le gocce di cioccolato. Ok, ed è tutto ricotta del territorio. Ricotta sì, di pecora con lo zucchero e le gocce di cioccolato. Ok. Poi passiamo a questo, cos'è? Lo sfincionello è tipico pure di queste zone, è pomodoro cotto con la cipolla, acciughe, formaggio, pasta bella morbida. E poi, poi un'altra abbiamo- cosa che io intravedo, non vedo l'ora poi di assaggiare, Sì, il pane conzato. il pane conzato Mamma pure. mia, che buono. Tipico del trapanese con possiamo prendere, Sì, facciamolo vedere. poi ce lo mangiamo noi questo con formaggio primo sale, pomodoro, acciughe, olio di oliva, origano, sale e pepe. Mamma mia, da provare dopo. Da provare, da provare. E poi ovviamente i panini l'emblema. con le panelle che sono in tutto il territorio Trapani, Palermo e ormai pure a New York. Sono l'arancina. arrivate, e le arancine pure tipiche. La fate in qualche modo particolare, qualche variante? Allora, tutto l'anno diciamo facciamo solo il ragù e prosciutto e mozzarella, poi c'è il giorno di Santa Lucia che ne facciamo più di 40 gusti. 40 gusti, Sì, c'è l'imbarazzo della scelta. C'è la confusione, con mortadella, con salame piccante, con specchi, zucchine e gamberetti, pesce spada e melenzana, salmone, riso venere, proprio c'è una marea di tipi di arancine. E poi qua E abbiamo... poi ci sono anche le arancine dolci, pure con la ricotta, con il pistacchio, con la crema, con la Nutella. Mamma Per mia. Santa Lucia ci sono arancine di tutti i gusti. E poi abbiamo la regina, ovviamente. La cassata siciliana, che è la regina, giustamente, della Sicilia. Allora, noi ringraziamo veramente tuo zio per averci mandato qui perché stiamo notando veramente della qualità molto alta. Per riprendere questa scena abbiamo dovuto aspettare perché i clienti fioccavano, quindi complimenti. Niente. È da 30 anni che sono nel settore, siamo andati sempre avanti e cerchiamo di andare ancora avanti. Bravissimi, così si fa. Grazie mille. Grazie a voi, un saluto a New York, a mio zio e a tutti i castellamaresi che sono lì. Un abbraccio. Siamo qui con Rosaria che ci sta dedicando il suo tempo per raccontarci, ecco, le origini di Castellammare, questo piccolo gioiello, questo diamante incastonato tra mare e montagna. E allora, da cosa vogliamo partire? Ma intanto io direi di partire dal nostro nome, Castellammare del Golfo, Castrum ad Mare de Gulfo. Fu inserito il de Gulfo proprio per distinguerlo da un altro Castrum ad Mare, che era Palermo, perché così sì. era nominata Palermo. Quindi viene inserito il de Gulfo, furono gli spagnoli a inserire questo nome, perché prima del Castrum ad Mare de Gulfo c'era un'altra denominazione, Al Madarij, furono gli arabi a chiamarla Al Madarij, con un doppio significato. È quello che era tutti gli arnesi, ecco, che servivano per la pesca del tonno e
che è quella diciamo più accreditata. Qui valutiamo che c'erano la bellezza di 5 tonnare importanti, c'era quella di Castellammare del Golfo e poi si continuava quindi verso intanto Magazzinazzi, che era più verso la zona di Alcamo Marina, e poi per andare la tonnara di Scopello, eccetera eccetera. Quindi la pesca del tonno era evidentemente importante per la nostra economia. E questo castello qua dietro? Bene, il castello diciamo che ha avuto tutta una serie di secoli di costruzione, perché il primo, anche se non abbiamo traccia, diciamo che risale al 500, poi è nell'827 quando arrivano gli arabi che comunque c'è questa prima torre, anche se qualche storico dice che c'era una torre precedente che comunque non è più visibile, ecco. Quindi nell'827 arrivano gli arabi e costruiscono questo primo castello, chiamiamolo castello, è un fortilizio proprio per cercare di, è una fortezza per cercare di proteggersi dall'arrivo soprattutto dei pirati. Quindi prima i pirati arabi, dopo di ciò i pirati quindi dopo, che arrivarono dopo. Arrivano poi i normanni, ecco il discorso quindi arabo-normanno, quindi anche dal punto di vista dello stile, va bene? Quindi arabo-normanno, per poi diventare tutto con prima Federico II, va bene? E poi con gli spagnoli, quindi territorio della Spagna. Infatti prima però mi dicevi che lì da quella parte sì, abbiamo un molo chiamato Fenicio, è un molo fenicio, anche se ci sono pareri discordanti, c'è chi parla di molo fenicio, c'è chi invece dice che già è un molo più romano, ecco, va bene, però c'è un molo fenicio, ci sono dei grossi massi che andavano a delimitare, è visibile tuttora, va bene, ed è ben protetto comunque e conservato. Valutiamo che c'erano la bellezza di 2 baie e che ancora noi possiamo notare, quindi questa che era la baia più grande e la parte dietro la baia più piccola, va bene, che venivano quindi a essere poi vissute dai marinai e da chi arrivava, ecco, dall'esterno, da fuori. Siamo praticamente lì dove c'era quella che veniva chiamata la vasca regina. Quindi qua siamo dove c'era il mare? Esatto, c'era il mare, c'erano questi scogli, valutate che questi scogli erano di tufo, va bene, e qui c'era una cava di tufo, venivano presi, scavati, insomma, intagliati questi scogli di tufo. E la leggenda racconta che la regina, non si sa bene neanche quale regina, ma comunque in ogni caso non è questo importante, scendesse queste scale dalle sue stanze nel castello e facesse il bagno direttamente qui in questa vasca di acqua salata. Va bene? È bellissima come storia. E quindi questa scalinata arriverà sicuramente in una stanza? Arriva, sì, in una stanza e arriva lì dove ora c'è il museo etnoantropologico che insomma dal lunedì al venerdì comunque è possibile visitare. Sì. E allora la nostra associazione è l'associazione Kernos. Il Kernos è un vaso rituale dell'antica Grecia che è formato da tanti piccoli vasetti uno attorno all'altro, uno centrale un po' più grande, gli altri invece tutti attorno piccoli. Veniva utilizzato durante le processioni dei misteri eleusini con all'interno quello che veniva chiamato il ciceone, questa bevanda un po' allucinogena che quindi tutti quelli che andavano in processione durante i misteri bevevano e quindi erano, ecco, perfettamente. Noi perché abbiamo preso questo vaso? Perché ogni vasetto rappresenta
tutti i soci che appartengono all'associazione, quindi ognuno di loro con il proprio lavoro, con il proprio impegno, con la propria curiosità, e rappresentano anche tutto quello che abbiamo fatto in questi anni. Siamo quindi, questa nostra realtà è nata nel 2018, quindi insomma abbiamo fatto tante belle cose, fra cui per esempio il restauro di un trittico ligneo del fine 1500, inizio 1600, che si trova nella chiesa più antica di Castellammare del Golfo, che è la chiesetta, quella che viene chiamata di Lagnone, cioè dell'angolo, va bene? E quindi io devo siamo farvi i orgogliosi. complimenti, perché secondo me non è facile, ecco, anche con la vita privata, con il lavoro, mantenere anche questa associazione, quindi ci vuole proprio passione e amore, Assolutamente. che possiate essere di ispirazione per tutti. Grazie, grazie davvero. Siamo arrivati da Salvinus e dentro ci aspetta il produttore di vino di Legami. Seguitemi. Ciao Giuseppe, grazie mille per averci invitato. Oggi parliamo della tua azienda. Dici come si chiama? Ok, io sono Giuseppe Di Legami e sono il titolare dell'azienda Di Legami. Noi siamo un'azienda del territorio, insomma, è diciamo il nostro Producete obiettivo. proprio qui, Castellammare? Allora, la vigna si trova a una trentina di chilometri da Ok. Castellammare, ovviamente fuori, dentro città non riusciamo ancora, no, a parte le battute, siamo qua nella zona, siamo a 30 km, l'azienda si trova proprio a 30 km da Castellammare e noi abbiamo i nostri vigneti, la nostra cantina, quindi lavoriamo solo le nostre uve, quindi non lavoriamo le uve di altri produttori, ma lavoriamo solo tutta la nostra produzione. La nostra è una produzione biologica, facciamo vendemmia manuale, quindi insomma cerchiamo di rimanere legati insomma, alle vecchie tradizioni, anche per rimanere anche per un discorso qualitativo, insomma, medio alto. Quindi non fate tantissime bottiglie? Ne facciamo circa 80.000, non sono poche, ma ne potremmo fare. Però molte magari di per più. mantenere gli standard di qualità vi mantenete su questa linea. Diciamo, l'obiettivo è sempre crescere, Certo. attenzione, però non deve essere mai a discapito di Certo, quello del che è prodotto. la E il qualità. vostro vino di battaglia qual è? Allora, il nostro vino. Allora, intanto tra figli non si decide, lo tutti i so, figli lo sono, so. tutti i vini sono tipo figli, quindi non si, diciamo che i vini che più rappresentano Ok. il territorio in maniera più insomma identificativa sono per il Grillo Ok. come bianco e il Perricone come rosso, sono diciamo i vitigni proprio che rappresentano il territorio. Poi il Grillo, che poi tra l'altro la bottiglia è questa qua, il Grillo praticamente è il vitigno che più insomma si presta a essere vinificato nella maniera più diversa. Diciamo, noi facciamo vini fermi, come questa qua è una bottiglia di vino fermo, facciamo il frizzante e poi la grande sfida che abbiamo fatto col grill è stata la spumantizzazione. Spumantizzazione che Com'è stato questo processo? Diciamo all'inizio è stata una scommessa, perché nel 2014 è stata insomma la prima spumantizzazione del grill, diciamo che a parte già una decina d'anni fa ancora la bollicina in quanto tale in Sicilia non era andata, cioè collegare la Sicilia alla bollicina era quasi un azzardo. Un paradosso, infatti, magari qualche importatore proprio quando proponevamo la bollicina neanche visto che era siciliano, ma neanche senza neanche assaggiarla, quindi neanche la con pregiudizio. Assolutamente sì. Però nel tempo abbiamo dimostrato, ma non solo la nostra azienda, Certo, ma anche insomma, altre. insomma tutto quello che è la viticoltura siciliana ha dimostrato che anche su quel fronte riusciamo a fare grandi Sei soltanto tu o No, c'è mia sorella, mio cognato, quindi insomma un'azienda a c'è conduzione familiare. a conduzione familiare, anche se non basta. Vabbè, certo, Cioè, vi siete ampliati però insomma sì, Va l'impatto bene, familiare visto per che mi noi hai è raccontato, importante. adesso passiamo all'assaggio. Cosa mi fai assaggiare? Allora, ci assaggiamo. Abbiamo parlato di figlio? grillo, abbiamo parlato di grillo, ci assaggiamo un grillo.
brindiamo Ok, a intanto questa un terra. brindisi. Sì, ce ne vogliono. Ce ne voglio di brindisi. Voglio chiederti una cosa, come si inizia a fare vino? Cioè nel senso, da cosa scatta nella mente? Nella tua soprattutto? Ma vabbè, come ogni, Sì. credo ogni lavoro, ogni settore, poi la passione è quella, insomma, credo sia il motore Certo. trainante di qualsiasi settore. Poi noi siamo già alla terza generazione quindi- in azienda, quindi Non è stato diciamo, difficile? non è stato difficile, diciamo, insomma, nel senso, Vabbè, perché ovviamente poi adesso noi cambia. ci siamo trovati lì, però insomma l'azienda giustamente tra mio nonno e mio papà erano gestite in maniera diversa, a parte che erano solo destinate cioè finalizzate alla produzione dell'uva, poi si vendeva l'uva, quindi non si chiudeva la filiera, non c'era la trasformazione, mentre poi con l'ultima generazione, quella nostra, poi abbiamo chiuso la filiera, quindi abbiamo fatto la trasformazione del prodotto, quindi realizzando la cantina e tutto, insomma, cioè, quindi abbiamo, insomma, l'azienda si è evoluta in questo senso. E la vostra cantina è visitabile? Si possono fare dei Assolutamente percorsi? sì, facciamo delle visite, degustazioni, visite guidate, insomma. Diamo i contatti? Assolutamente, noi www.dilegami.com è il nostro sito e info@dilegami.com è il nostro indirizzo di posta elettronica. Va bene, dopo questa chiacchierata che dici? Noi continuiamo a bere? Ma secondo me possiamo. Possiamo. Ok, alla salute. Immergiti nei sapori di una volta con Novecento. Scopri l'eccellenza delle nostre miscele di caffè appena tostato e il sapore genuino delle nostre prelibatezze artigianali. Novecento, il gusto autentico della tradizione. Benvenuti nel mondo di Cicero e Cicero, dove l'eleganza incontra l'innovazione. Da anni selezioniamo con cura le migliori ceramiche, rubinetterie e complementi d'arredo per offrire soluzioni esclusive e di alta qualità. Ogni dettaglio è pensato per trasformare la vostra casa in un ambiente raffinato e senza tempo. Con Cicero e Cicero, il design diventa emozione. Scoprite la nostra collezione e lasciatevi ispirare dalla bellezza. Cicero e Cicero, in via Nunzio Morello 1, Palermo. L'eccellenza per la vostra casa. Hai rotto il display del tuo iPhone? Oppure la back cover è danneggiata? Da Love Repair ripariamo il tuo iPhone a prezzi imbattibili. Display iPhone a soli €39,90. Back cover iPhone a soli €59,90. Riparazione veloce, qualità garantita. Passa da noi o chiama subito al 392 56 57 365. Ci trovi a Palermo in via Gaetano Amoroso 16, zona Università.